A volte, distrattamente, percorriamo vie, calpestiamo piazze, abitiamo sale dedicate a personaggi del passato, dei quali magari conosciamo poco o nulla. Evidentemente qualcuno ha ritenuto che fosse importante ricordarli. Monumenti, targhe, strade, ma è sufficiente questo per ricordarli? Presi dalla vita quotidiana, capita spesso di chiederci: chi sarà mai costui? E cosa avrà mai fatto per me, o comunque di così importante? Nella nostra piccola comunità di battistei c'è una piazza intitolata a padre Pietro Scapin. Nella stessa piazza il vecchio asilo, anch'esso intitolato a padre Pietro. Ma chi era padre Pietro? Occorre avere almeno 40 anni per ricordarlo, o almeno per sapere che era un prete che ogni tanto veniva a Battistei, celebrava la messa in chiesetta o in parrocchia, dialogava con la gente, cercava di promuovere la crescita della nostra comunità, anche se la vita, gli studi e gli impegni lo avevano portato lontano da dove era nato. Nelle pieghe della storia rimane il suo impegno per la costruzione del campo sportivo, che oggi, ancor più di allora, è un punto di ritrovo importante per la nostra comunità. Occorreva che i giovani e i ragazzi avessero un posto dove poter giocare e ritrovarsi. Questa doveva essere la sua funzione. Ormai sono passati 30 anni dalla notte in cui morì in un incidente stradale in Svizzera. Si recava ad uno dei tanti convegni in cui era stato richiesto il suo intervento. Adesso le sue spoglie riposano nel cimitero di Laghi. La memoria, dunque, non quella del marmo o delle targhe, ma quella delle persone che lo hanno conosciuto e di quanti lo conosceranno in questa serata. I suoi compaesani e i suoi confratelli, la comunità e quella di padre Luciano Bertazzo, che lo ha conosciuto e stimato. Un momento per rendere viva la sua testimonianza e il suo ricordo. Padre Pietro Scapin nacque a Laghi di Cittadella il 1 agosto 1930 da Scapin Antonio e Liviero Virginia. Entrò nel seminario di Campo San Piero a 12 anni nel 1942 e dopo gli studi ginnasiali compiuti a San Pietro di Barbozza fece il noviziato presso la Basilica del Santo. Emise la prima professione l'8 settembre 1948 e la professione solenne il 4 ottobre 1952. Dopo gli studi liceali a Brescia e quelli filosofico-teologici all'Istituto Teologico di via San Massimo, interrotti da alcuni anni trascorsi a Monterico di Monselice per malattia, fu inviato a Friburgo, in Svizzera, dove si laureò in Sacra Teologia e dove ricevette gli ordini del diaconato il 6 gennaio 1956 e del presbiterato il 17 marzo dello stesso anno. A questa prima laurea ne seguì una seconda nel 1967 in filosofia, conseguita alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Dal 1965 era anche maestro dell'ordine in Sacra Teologia. Durante gli anni di studio si occupò intensamente del pensiero teologico-filosofico francescano, soprattutto del grande maestro dell'ordine Giovanni Duns Scoto, il cui pensiero illustrò mediante una serie di pubblicazioni e collaborando all'organizzazione di alcuni congressi internazionali scotisti. Rientrato a Padova, si dedicò subito all'insegnamento nei seminari del luogo e anche in altri seminari diocesani del Veneto, all'Istituto Rezzara di Vicenza, alla Pontificia Facoltà Teologica Seraficum di Roma e all'Università Antonianum di Roma. Fu definitore provinciale, rettore dei chierici dell'Istituto Teologico, guardiano del convento Sant'Antonio Dottore in Padova, direttore del Centro Studi Antoniani e preside dell'Istituto Teologico. Morì in un tragico incidente stradale ad Yverdon in Svizzera il 26 settembre 1984. Buonasera a tutti e vi ringraziamo per essere presenti così numerosi a questa serata
in ricordo di Padre Pietro. Più che un ricordo vorremmo fare memoria, cioè rendere vivo il ricordo di Padre Pietro. Per far questo faremo così. Innanzitutto ascolteremo la sua voce. Abbiamo la registrazione di un'intervista che è stata fatta da Radio Radicale a Padre Pietro per chiedergli una sua opinione su una mozione che era stata presentata nel Parlamento italiano per devolvere una certa quota per combattere la fame del mondo. Gli vengono fatte due domande: una prima domanda, una sua opinione sulla presentazione di questa mozione, e un'altra domanda che riguarda invece cosa comportava questo per l'ala cattolica. Adesso facciamo silenzio, è una registrazione di una trasmissione radio, un'intervista telefonica, quindi non si sente benissimo, ma è giusto per percepire un po' la sua voce, ok? Da Padova, che è ordinario di filosofia teoretica e sociologia alla Facoltà Teologica San Bonaventura di Roma. Padre, volemmo chiedere cosa ne pensa un po' di questa mozione che in questi giorni è stata depositata in Parlamento con numerosissime firme di deputati, ormai oltre 170, e fra l'altro con una partecipazione di deputati democristiani forse superiore alle stesse previsioni che potevamo fare. È la mozione, lo ricordiamo, direttamente posta in relazione con quella del Parlamento europeo che deliberava solennemente l'impegno di stanziare 6.000 miliardi e di salvare 5 milioni di persone altrimenti destinate a morte certa nel 1982. L'Italia si può forse col dibattito dell'1 e 2 dicembre muovere su questo. Cosa ne pensa? Il mio modo di vedere questa mozione è decisamente positivo. Non mi impressiona il fatto che abbia avuto tra i promotori in primo luogo il Partito Radicale. Ciò che mi colpisce è il fatto che essa tende a risolvere in una misura decisamente limitata, ma a risolvere in maniera positiva uno dei problemi ai quali non può sottrarsi nessuna coscienza che abbia il sentimento della dignità umana in concreto. L'attuale situazione, ci pone di fronte anche in Italia a tutta una serie di problemi che domandano impegno e che domandano una razionale distribuzione dei mezzi. Sono del parere però che tra i diversi problemi ci sia una gerarchia di priorità e posteriorità. Posto di fronte a questo, la priorità fondamentale è il garantire ad ogni persona che viene al mondo in questo nostro pianeta, nel nostro momento, i mezzi indispensabili perché la sua vita possa essere umana nel senso e nel modo che è possibile alla media generale di tutti noi italiani oggi. Sì, ecco, come cattolico e quindi rifacendosi anche alle importanti prese di posizione che da diverso tempo vanno facendo sia il pontefice che decine e decine di vescovi in tutto il mondo, oppure il risalto dato dall'Osservatore Romano, ad esempio, con una serie di pezzi in prima pagina appunto alla delibera del Parlamento Europeo, all'appello dei Nover. Pensa che per i cattolici questo possa essere uno stimolo ad un risveglio delle coscienze, possa essere una nuova vocazione di impegno che ridia poi valore e spessore a una diversa presenza cattolica nella società. Certamente, ritengo che anche questo
aumenti la coscientizzazione, diciamo, all'interno dell'area, chiamiamola così, cattolica. Nella misura in cui uno è credente, capace di capire e di motivare se stesso proprio come credente, all'impegno per la lotta contro la fame è chiamato non solo da motivi che sono altamente apprezzabili come quelli di ordine umano, ma anche da motivi proprio di ordine propriamente religioso. Voglio dire cioè che un credente consapevole della sua maniera di interpretare la vita, di svolgerla nel mondo, è portato dalla sua stessa fede a identificare in ogni persona concreta la stessa figura del Cristo, perché come il credente sa è Gesù stesso che afferma con tutta chiarezza di ritenere riferito a sé in prima persona il comportamento che il credente ha nei confronti di ogni altro uomo. Quello che avete fatto al più piccolo dei miei lo avete fatto a me, dice nel Vangelo, no? E in forma quasi conclusiva, nel momento in cui il Cristo stabilisce le sorti eterne dell'uomo e della comunità degli uomini, allora il suo discorso si fa concreto quando dice appunto io ero affamato e mi avete dato da mangiare. In questa enunciazione il Cristo stabilisce una identificazione assiologica tra se stesso e ogni altra persona che neppure sappia evidentemente di essere così riconosciuta dal Cristo. Il credente tuttavia, se è educato nella propria fede e consapevole di ciò che essa comporta in linea di prassi, non può non avere da questa affermazione di fondo del Cristo un nuovo, ulteriore motivo per convergere con chi non avesse la sua stessa fede nelle iniziative concrete rivolte ad assicurare agli uomini che vivono, dicevo, il minimo di sopravvivenza, il minimo in termini quantitativi e qualitativi. Anche il credente oggi è informato che è possibile venire incontro a questi bisogni. Dipende da una volontà politica a livello internazionale, da una volontà politica decisa a trasferire delle risorse e dei capitali da settori quali possono essere quelli destinati all'aumento delle armi e alla competizione di potere internazionale, alla invece trasferire questi stessi mezzi e queste stesse risorse alla produzione e alla razionale distribuzione delle risorse alimentari. Quindi, a mio avviso, il credente ha un motivo superiore per sentirsi maggiormente impegnato in una lotta che non potrebbe accomunare gli uomini al di là delle opinioni e delle posizioni ideologiche e delle collocazioni politiche effettive. Va bene, io la ringrazio molto allora per questo suo intervento. A risentirci. Buonasera, auguri. Buonasera. Adesso cerchiamo di appunto rendere vivo il ricordo, vedere i ricordi che abbiamo di Padre Pietro, che è nato in questa comunità, e in questa comunità spesso tornava. Chi ha un ricordo, un episodio che ricorda in particolar modo, anche una parola per descrivere com'era secondo lui o cosa è rimasto di Padre Pietro? Chi vuole? Cioè, per esempio, io ovviamente ero piccolo, quindi non avevo 8 anni, però una cosa che mi ha colpito sentendo parlare di lui era che lui era una persona che ascoltava molto, una persona che ascoltava attentamente
chi gli parlava spesso di propri problemi personali e quindi avevo ascolto. Io in quanto nipote, la cosa che ricordo di più è il sorriso. Era proprio, cioè quando gli parlavi era sempre sorridente e ti ascoltava. Diceva sì. La mamma. Calma. Calma, dolcezza. Chiudeva gli occhi, di sintonia. Sintonia. Aveva una capacità particolare. Posso raccontare un piccolo episodio? Quando veniva a casa padre Contardo, dicevo, una sera hanno detto messa assieme all'oratorio, no? Quando è stato l'ora di fare la predica, padre Contardo aveva detto: ma è meglio che la faccia io perché tu sei troppo dotto, quindi la faccio io, sì, falla tu. Diceva sempre dato il nome, lo sponsor, un vescovo una volta mi ha portato se fosse esistito si chiamava la storia. Io mi ricordo l'inaugurazione del campo sportivo a casa della Che ha voluto fortemente. Allora, un altro episodio, un giorno arriva a casa, no, ha rotto la ruota della macchina e dice a Tilio, che era più vecchio, dille a Mario se va da Mino, che allora Mino, se mi aggiusta la ruota perché ho quella di scorta, devo tornare e rompo quella di scorta, però soldi in tasca non ne ho. Quello, Attilio le ha detto, ma quello è il problema ultimo. Quindi lui soldi in tasca, se aveva dei soldi, il primo che capitava che voleva soldi, li dava tutti. Quindi lui arrivava a casa sempre senza soldi. Il bambino davanti ha detto che portava gli occhiali. Hai visto la fotografia? L'ho visto. Io non sono nativa di Battistei, sono importata di importazione e per quei pochi anni che l'ho conosciuto, perché non era sempre via, però ricordo che ho di lui è una persona semplice e umile. Io ho sempre il sudito sulla bocca. Ho visto 8 giorni prima che morisse e ero termine a Piaceta, era di sabato e lui arriva dai fratelli e si te, ma compare adesso al Battistei dice tutte queste donne fuori e suonano le campane. Padre, sta arrivando gli sposi. Ah, allora mi fermo anch'io per vedere i miei sposi. Un bel sorriso e dopo 8 giorni. Che succede? Questo me lo ricordo sempre. Il giorno del compleanno lei è venuto a farmi gli auguri e ho detto, ma mai una volta ho voluto che si ferma un pochino qua, tranquillo, ma io insieme. Ho detto, Maria, ti prometto, te vedrai che festa che faremo, ma grande a lei. Da 4 giorni. Festa grande.
Comunque, nonostante i suoi impegni veramente enormi, almeno noi come nipoti ci ricordiamo che lui agli eventi c'era sempre. Per esempio, io ho avuto il privilegio che è stato lui a darmi la prima comunione, io e le altre cugine della mia età, perciò per noi, cioè, quel giorno rimarrà impresso per sempre, perché è proprio venuto apposta perché avevamo la prima comunione ed è stato lì. Lo sappiamo, lui era quel poco tempo che aveva, comunque quel sabato aspettavamo che arrivasse l'auto e quando arrivava era un momento di gioia. Sì. Vedevamo loro, lui ci chiedeva della scuola, ci chiedeva. Comunque, Mario era preciso. Un attimo. Quando ad agosto, l'ultimo periodo dell'anno che è morto, è stata una settimana a casa nostra. Le vacanze, le ferie, quelle case facevano altre parti, è stata a casa nostra. Ed era sempre, ricordo, era sempre disponibile per ascoltare, non solo neanche le persone che venivano. Lui aveva i suoi impegni, però aveva sempre momenti di disponibilità. Magari dopo, più avanti, se qualcuno ha altri ricordi ce li dirà dopo. Intanto adesso sentiamo il ricordo che ha di lui invece padre Luciano Bertazzo, che è venuto qui da Padova per ricordare padre Pietro. Padre Luciano Bertazzo, che è direttore del Centro Studi Antoniani e preside dell'Istituto Teologico Antonio Dottore, carichi che erano state ricoperte, mi sembra, anche da padre Pietro. E ci parlerà lui del suo ricordo, insomma, del ricordo che ha di lui. Facciamo una pausa. Sì, ben volentieri. Allora, infatti quando Marco tramite Riccardo è riuscito a contattarmi, ho subito detto di sì, per tanti motivi, intanto perché per me Piero, anzi io abbiamo sempre chiamato Piero tra di noi, quindi continuerò a chiamarlo Piero, dire padre Pietro non mi suona. Cioè, per me è stata anche personalmente una figura forte di riferimento, sia perché abbiamo lavorato molto assieme su vari progetti, ma anche perché così andavo spesso a parlare con lui. Allora ero giovane, con i capelli meno bianchi di adesso, anche alla ricerca un po' della mia identità, della mia strada, e mi ricordo che con Piero mi ero confrontato spesse volte, e proprio posso ricordare, come vi dicevo prima, che l'ultima volta che ho parlato con lui è stato lui è morto il 25 settembre alle 6:30 di sera, che mi aveva dato appunto un po' di tempo per parlare. Sapevo che l'avevo visto che era affrettato perché poi doveva partire, e aveva cenato. Io ero in un'altra comunità, ero a Noventa, non lì all'Istituto Teologico, però anche padre Antonino Poppi, che poi ha sempre mantenuto i contatti sui compagni, diceva che quella sera, è partito a mezzanotte, e quella sera appunto Piero in refettorio che diceva ma fu la famosa espressione, visto che aveva questo accento mezzo svizzero francese che non aveva mai perso, mon Dieu, continuava a dire ma fu sono stato ma devo partire. E ricordati anche la cuoca, che era la Maria, una figura storica per noi, che appunto gli diceva ma cosa va a partire a queste ore qua invece di andare in letto a dormire. Questi sono stati appunto gli ultimi ricordi degli ultimi momenti che Piero ha vissuto lì a Padova. E poi ricordo anche che il giorno dopo lui è mancato, l'incidente è avvenuto alle 5:30 del mattino a Concise, stava andando a Neuchâtel per un incontro internazionale sull'università della terza età, che era una delle tante cose che faceva. E mi ricordo, io ero a Noventa, sono stato il primo a ricevere la telefonata alle 8:30 che comunicavano appunto la morte di Piero, e non riuscivo a rendermi conto. Poi ho detto come, l'ho visto ieri sera, abbiamo parlato ieri sera per dire proprio la vita, ecco, che cosa significa, cose inaspettate. Quello che abbiamo letto questa sera, c'è il momento. L'importante è essere pronti, come il Vangelo ci indica, di essere pronti al momento. E poi io posso parlare nel senso, un po' appunto per questo affetto e per questa presenza che ho sempre coltivato,
anche perché poi io gli sono succeduto immediatamente in un insegnamento all'istituto teologico al posto suo, perché la scuola era appena iniziata, i corsi teologici. Lui doveva tenere un seminario e lì hanno chiesto a me di tenere un seminario, un corso al suo posto, quindi quella è stata la prima successione. E poi subito il provinciale mi ha chiesto, anzi, ricordo sempre una volta mia mamma che è mancata, che davanti alla tomba di Piero, mia mamma era lì dell'Arcella, abitiamo vicini proprio al cimitero, e mia mamma che si era fermata davanti alla tomba di Piero, che lo conosceva bene, anche perché Piero, quando è mancato mio papà, aveva mandato un biglietto delicatissimo a mia madre, che ha sempre conservato questa delicatezza tipica di Piero. E mia mamma, quasi parlando da sola, ti diceva: Piero, sembrava che tu dovessi morire per lasciare posto a mio figlio, diceva così, con questa tenerezza e con questa nostalgia. Difatti io gli sono subentrato come direttore del centro studi antoniani, che lui aveva preso nell'82, quindi era da 2 anni che lo dirigeva. Questo centro che per noi è importante perché è attento alla figura, al pensare, al pensiero di Sant'Antonio, e da allora appunto ci sono ancora dentro, e poi nella scuola come direttore dell'istituto, eccetera. Ecco, ma queste possono essere delle cose, ecco, che tendono poi il filo rosso, ecco, di questa memoria. E ricordo che anche all'istituto teologico noi gli abbiamo dedicato un'aula, e comunque nel marzo, adesso dell'85, il padre provinciale mi ha chiesto di tenere viva questa memoria, perché sapete il tempo mangia tante cose, però mi ha chiesto di tenere viva questa memoria organizzando anche un pomeriggio con tutti gli studenti che frequentano l'istituto teologico, proprio per ricordare questa figura. Piero ha 30 anni, poi noi abbiamo un'altra figura che ha segnato moltissimo la nostra storia, padre Cristoforo Squarise, sempre stato anche lì assieme a Piero. 20 anni fa è morto a 52 anni, Piero 54, Cristoforo dopo anche un lungo calvario a 52 anni. Quindi sono delle figure importanti per noi. Se posso però così anche riprendere come avete fatto un po' voi, ecco, alcuni ricordi personali e come mi pare di poterlo ricordare, a parte che potete trovare, perché quando è stata scritta la storia di Cittadella, non so se avete mai visto questo volume, 2 grossi volumi del professore Scalco mi aveva chiesto di tracciare una scheda, un profilo biografico di cittadellesi illustri. Io ho scritto tutta la biografia e il percorso di Piero, che è pubblicata, assieme a quella di padre Serafino Guarise, un altro di Cittadella di San Donato. Ecco, che sono poi 2 cittadellesi, il libro è uscito nel 2007, che meritavano di essere ricordati anche in un libro stampato. Dopo è mancato 2 anni, un'altra grande figura di Cittadella, padre Francesco Paldani, Barbone, già missionario in Cina, e poi quella figura caratteristica, seguito di suoi nipoti, di padre Contardo Miglioranza, dove in Argentina i frati sono conosciuti perché per quello che scriveva padre Contardo, che ha scritto 250 libri di vite di santi. E quando gli hanno dato la laurea honoris causa a Roma, era passato per Padova e aveva visto la chitarra. Io abito lì dove ci sono anche i giovani formazioni, i giovani frati, e aveva detto: questa sì che serve, non tutti quanti i libri che gli perde tempo. Poi gli hanno dato la laurea honoris causa anche per questo. Scusate, chiusa la parentesi, volevo ritornare, lo dico perché ci sono appunto i nipoti di Contardo che io ho conosciuto bene anche in Argentina, poi ho dovuto fargli la laudatio, cioè preparare il discorso quando gli hanno dato la laurea honoris causa a Roma. Però di Piero, io vorrei dire soprattutto su tante cose che potrebbero essere dette, ne vorrei focalizzare 3, le ricordo, perché credo che queste sono quelle che ci permettono di fissare appunto anche la memoria futura, storicamente parlando anche nel futuro.
Allora, innanzitutto vorrei partire da Piero come frate. Potrei partire da Piero come uomo, frate, studioso. Prima o dopo non è una scala gerarchica di priorità. Ma volevo dire perché ho letto tutte le relazioni che gli hanno fatto i rettori durante il suo periodo di formazione. Qui sono tutte quante scritte perché me le sono ritrascritte tutte quante. Ci hanno sempre detto un ragazzo calmo, pacifico, attento agli altri, impegnato, molto intelligente. Quindi fin dalla prima relazione, di quando il 5 ottobre del 42 è entrato nel seminario minore di Campo San Piero, cioè ho visto che c'è questa immagine costante di Piero che lo ha seguito per tutto quanto il tempo della sua formazione. Cioè, quindi c'è quasi una continuità, ecco, non una discontinuità, ma una continuità di una persona su cui si poteva far conto. Mi ricordo l'ultima relazione che gli ha scritto il rettore prima della sua ordinazione, che diceva c'è una persona molto intelligente che è il caso che continui a studiare perché potrà fare molto bene anche alla comunità, alla vita, all'ordine. Ecco, questo è stato costante anche in quei 4 anni in cui dal 50 al 52-53 si era ammalato ai polmoni, aveva dovuto lasciare il corso ufficiale assieme agli altri e a Montericco, che era un po' questo luogo dove stavano anche altri giovani, erano anni di fame per tutti. La tubercolosi era ancora molto sviluppata e Piero comunque lì ha continuato i suoi studi e poi è sempre rimasto, cioè non ha portato i segni di quello che aveva vissuto. E comunque, ecco, un uomo, l'avete detto anche a voi, cioè io appunto, mi pare di vedermelo davanti, cioè un uomo che quando ti incontrava socchiudeva gli occhi, cioè ed entrava proprio in un ascolto profondo dell'altro, come questi occhi che si chiudevano dietro queste lentoni di occhiali che aveva, cioè era un uomo che entrava in simpatia, cioè entrava proprio, si metteva nell'ascolto profondo. E credo che questo sia stata una delle caratteristiche che moltissime persone hanno colto di Pietro, cioè quando incontrava te c'eri tu, non c'erano tutti gli altri pensieri, tutte le altre cose che poteva avere. E anche l'altro aspetto, cioè un uomo estremamente riflessivo, cioè lui aveva questo accento svizzero che non aveva mai perso, e con questa parlata anche complicata molte volte, perché invece di dire finestre diceva il tramite costante di ricambio termico, cioè aveva tutti questi linguaggi estremamente complicati anche molte volte, però appunto perché pensava, era un uomo che pensava e come studioso avrebbe veramente potuto riuscire moltissimo. Lui aveva studiato, ha fatto i corsi normali qui, poi viene mandato a Friburgo in Svizzera, dove c'era una delle università cattoliche più prestigiose, e lì si laurea prima alla Vicenza, poi viene ordinato diacono anche prete in Svizzera, e poi nel 63 si specializza, diventa dottore in teologia con uno studio, con una tesi su Dunstoto. Non sono i biscotti, Dunstoto, non è una marca di biscotti, è un filosofo, un frate filosofo del Medioevo. Su cui lui era diventato un grande specialista, perché lui fino al 67, Piero era stata una delle figure più eminenti, segretario della Società Internazionale di Scotismo, l'organizzatore di vari congressi su questo pensatore francescano del 300, e quindi era diventata una autorità su questa figura che interessa appunto moltissimo gli studiosi. Poi nel 67 aveva conseguito anche la laurea in filosofia alla Università Lateranense di Roma, dove aveva anche iniziato a insegnare, quindi si portava dietro questo interesse e questa passione molto apprezzata dai massimi studiosi del tempo. Ci sono le lettere di padre Balice, Riccardo, su tutti i nomi a te noti, appunto dove lo apprezzavano proprio per la sua capacità speculativa che aveva, cioè di riflessione, di starci dentro su queste cose, dove una persona normale come me non ci ha mai capito niente sul pensiero di questo grande filosofo. Piero invece ci guazzava dentro e riusciva appunto a trasmettere il significato. C'è una data secondo me importante che lo ha portato progressivamente
verso altri percorsi, senza peraltro tralasciare questo, ma che era diventato comunque secondario rispetto a fare soltanto lo studioso, il professore. Lui insegnava a Padova, insegnava a Roma in 2 o 3 facoltà e si era dedicato, era diventato anche segretario internazionale della società scotista e a Roma al Serafitum ricopriva dei ruoli perché era fisso a Roma. Nel 67 sono gli anni anche della contestazione, sono gli anni in cui all'Istituto Teologico il seminario dei frati appunto inizia il fermento del 67. E ho riletto appunto in questi giorni una lettera veloce scritta a mano dal padre provinciale di allora, padre Bonmarco, che poi è diventato l'arcivescovo di Gorizia, eccetera, in cui gli dice: tutti fanno il tuo nome come rettore di San Massimo. Non sta a dirmi di no, dice esattamente: so che tu hai moltissime argomentazioni per opporti a questa mia scelta. Sta sicuro che non vorrò nemmeno ascoltarle. Dammi il tuo fiat e accetta di diventare rettore del seminario maggiore di teologia dei frati. Allora, per me quel momento, 67, anche se poi ho continuato a insegnare, eccetera, però è stato il momento in cui Piero esce un po' da un percorso soltanto di studi e è obbligato a incontrare l'altro, in modo proprio sistematico istituzionalmente. Perché allora lui rimane rettore dei chierici 3 anni, molto apprezzato dai chierici, molto apprezzato, proprio perché era il passaggio formativo, educativo che avviene in quegli anni, in cui da una disciplina rigida si fa così perché si è sempre fatto così, si fa così, vediamo perché bisogna fare così. E allora Piero era appunto la persona ideale per entrare dentro questo ascolto, questo dialogo, difficile, difficoltoso, soprattutto in momenti con giovani di 20 anni, di 20-22 anni, di un mondo che stava esplodendo rispetto a quello che c'era prima, che non restava più in piedi. Piero ha resistito e lì ha bucato nel senso è riuscito a sfondare proprio in un momento in cui di grande difficoltà, proprio per questa sua capacità di ascoltare. E poi credo che questo è stato un po' il campo di battaglia in cui si è esercitato nell'ascolto di momenti di grande difficoltà. E poi credo che da lì è nato anche il suo interesse progressivo che è andato crescendo nel tempo, perché proprio per questa sua capacità empatica, cioè intanto gli hanno dato molti altri incarichi. Cioè, Piero è stato per molti anni consigliere provinciale, anche quando è morto era consigliere provinciale eletto nel 79, quindi un uomo di dialogo, un uomo anche capace di gestire i rapporti e di gestire la direzione di una realtà molto complessa come era e come è anche la provincia religiosa di Frati, che è un po' presente in tutto quanto il mondo. È stato per tempo anche responsabile del Messaggero di Sant'Antonio, direttore editoriale del Messaggero di Sant'Antonio, e mi ricordo che assieme abbiamo avviato anche delle collane dove a me aveva affidato il compito. Ricordo le domeniche mattine che andavo per metterci d'accordo sui criteri metodologici, redazionali della collana, classici dello spirito, che avevamo appunto avviato assieme. Poi lui ne aveva troppe da fare e mi ha lasciato l'incarico da portare avanti. Cioè, però è un Piero che è uscito dalla sicurezza dell'uomo solo di studio e progressivamente anche accolto, accettato, ricercato da molte persone, fino ad avere proprio la vita esplosa. Cioè, ormai non aveva più tempo per sé, perché era tutto mangiato dagli altri, vorrei dire. Mangiato dagli altri. E su questo io mi ricordo la sua famosa agendina. Mon Dieu, diceva la mia agendina, perché una volta non la trovava più, sembrava che diventasse matto, perché Piero senza agenda era un uomo morto, nel senso che nell'agenda aveva tutti i suoi appuntamenti, aveva tutti i suoi indirizzi, i suoi telefoni, e le sue agende erano la sua vita quotidiana, perché lì aveva minuto dopo minuto aveva tutto quanto appunto calcolato. Ti concedeva il tempo, appunto, ma non per egoismo, ma perché aveva poi altri impegni, dalle 7:15 fino alle 7:45 e mezzo minuto, cioè perché aveva tutto quanto proprio estremamente calibrato. E qui è diventato appunto
due aspetti vorrei sottolineare di questi ultimi periodi della vita di Piero. Un uomo mangiato dagli altri, proprio perché si donava nell'ascolto, dove affluivano casi anche estremamente difficili, cioè di persone da psichiatra molte volte, ecco, e che lui accoglieva, ascoltava con i suoi occhietti chiusi, ascoltava, ma che in una proporzione appunto te lo hanno consumato. Mi ricordo anche le reazioni, a parte il fatto che poi molte persone le ho avute in eredità io, e mi chiedevo appunto come faceva Piero a resistere fino a quel punto con casi irrisolvibili. Eppure lui si metteva lì, ascoltava, e dove la terapia era l'ascolto, solo che non arrivava mai alla fine perché ci voleva ben altro per curare certe depressioni o certe forme appunto patologiche. Piero su questo non ha mai badato assolutamente niente e ascoltava. Questa è stata proprio la sua caratteristica di fondo, di un ascolto continuo, progressivo, non sempre riusciva a risolvere, però questo era l'impegno appunto che si era dato. E contemporaneamente a questo Piero, che era diventato un uomo pubblico, a Padova era lui un po' il punto di riferimento, addirittura Il Mattino, che è un giornale laico, ecco, gli chiedeva ogni giorno di tenere una rubrica con risposte su problemi centrali. Quando veniva criticato, perché veniva anche criticato come mai un prete scriveva su un giornale così laico, che aveva posizioni molte volte appunto anche anticlericali eccetera, Piero diceva: finché mi lasciano la libertà di dire quello che penso, io continuerò a scrivere, cioè è un'occasione in cui posso parlare e dire come penso. C'è anche un altro episodio, ho portato via la fotocopia perché negli anni 70, d'altra parte anche le risposte che dava, avete sentito, dei problemi molto forti, c'era ancora un mondo cattolico, compattato attorno alla DC che andava sciogliendosi proprio in quel tempo, toccava un problema urgente, il rapporto tra investimenti bellici e fame, guerra. Questi giorni il Parlamento ha dimezzato l'acquisto degli F-51, 35, e quindi sono anche problemi che ritornano, niente di nuovo sotto il sole, come dice il libro di Coelet che abbiamo letto questa sera. E ricordo appunto che ci fu un episodio dove intervenne anche la congregazione, la Santa Sede, il Vaticano, perché Piero si era messo anche sulla linea di dibattito sul rapporto tra cristianesimo e marxismo, cattolici e marxisti, quegli anni in cui si cercavano appunto anche delle forme di dialogo. Ci fu un dibattito famoso nella sala della Gran Guardia, in cui poi appunto il Garrone mandò una domanda al vescovo di Padova consigliando che i preti non parlassero di questi argomenti, e comunque Piero dice: no, un prete, nella misura in cui il marxismo non è una professione di ateismo ma è una risoluzione sociale di un problema, può essere affrontato anche questo tipo di problemi. Rileggere in questi giorni, mentre rileggevo questo tipo di interviste, appunto pensavo da una parte come la storia ha corso, e dall'altra parte però quello che resta, cioè era questa capacità, sottolineo ancora una volta, di ascoltare anche la complessità della realtà. E vorrei concludere così con alcuni, anche gli ultimi ricordi. Tutto questo però lo ha sfiancato, cioè io ricordo che anche le testimonianze che ho raccolto, perché l'anno dopo la sua morte l'abbiamo commemorato al santo e abbiamo pubblicato quel libretto giallo, che dopo devo recuperare perché è l'unico che ho, se no ve lo lascerei, è l'unico che ho, l'ho preso dall'archivio. Appunto mi ricordo che il professor Vecchi, con cui aveva collaborato anche nella direzione della rivista Il Santo, diceva, cioè lo aveva sentito spesse volte dire come il soffio della morte è incombente, cioè di un tempo che si era fatto breve. Mi raccontavano che era stato anche a Bibione, stranissimo perché Piero per anni andava a Bienne in Svizzera, Bill, dove
si preparava agli studi, in parte si riposava, in parte anche seguiva la comunità degli emigrati lì del posto. Che fosse andato a Bibione al mare era una cosa rarissima di Piero, ma proprio perché era proprio sfiancato da tutti quanti gli impegni che doveva portare avanti, e alcune frasi che sono state riferite, cioè sentiva che il tempo si era fatto breve, proprio come dice San Paolo in una sua lettera: passa la scena di questo mondo, il tempo si è fatto breve. Quindi aveva coscienza che era arrivato il suo momento. Io ho avuto questa impressione, sarà una rielaborazione successiva se volete, non escludo questo, però è solo guardando indietro alle spalle che riusciamo a comprendere anche gli eventi, a ritrovare così un filo rosso. Per cui, al di là appunto di quello che è il nostro calcolo del tempo, che vorremmo fosse eterno, cioè credo che per Piero quello era il suo momento, nonostante la drammaticità del modo con cui è mancato, e credo che Piero sia mancato senza nemmeno rendersi conto, perché stava dormendo, stava riposando. Partiti a mezzanotte, dovevano arrivare a Neuchâtel per questo convegno internazionale, e lui stava dormendo quando appunto il palo della luce si è conficcato nella calotta della macchina e ha colpito soltanto lui, quindi se n'è andato da quel riposo che stava desiderando, perché era proprio sfiancato, sfinito dalla vita, e soprattutto il riposo eterno. Guidavamo solo dal ferro? No, guidava un altro, Monsignor dal Ferro, non credo, erano i 4. Sì, Solo Piero è mancato, o c'era dal Ferro e altri 2 erano dietro. C'era dal ferro? C'era dal Ferro, sì. Sì, ho letto anche le lettere che ha mandato. Sì, c'era dal Ferro in macchina. Era lui che l'aveva sollecitato. Perché là, A Rezzara. Comunque c'è tutta la bibliografia di Piero, tutti i suoi scritti dal primo fino all'ultimo che già abbiamo raccolto. Io ricordo, e chiudo, c'è il grande vuoto che ha lasciato. Se vi ricordate i funerali fatti al santo, una chiesa strapiena, un cordoglio e veramente una commozione grande che si poteva proprio respirare e percepire, palpabile proprio. E l'eredità, la memoria che è continuata e che continua ancora, perché tante persone continuano appunto a ricordarlo in modo presente, perché ha fatto moltissimo del bene pronto nell'ascolto nella loro vita. Volevo anche ricordare che poi Cittadella, io mi ricordo che l'anno dopo, quello che era l'assessore alla cultura Rebellato, appunto che mi aveva invitato a Cittadella, dove gli hanno dedicato una sala. Era il momento in cui iniziava anche quel percorso, cui la DC si stava sciogliendo, alcuni giovani della DC che pensavano al rapporto tra fede e impegno politico, quindi nascevano le scuole politiche di coscientizzazione politica del tempo, e gli aveva dedicato appunto sia un incontro che anche una sala. Mi ricordo ero andato a commemorare. Dopo il comune le ha dedicato. Sì, gli ha dedicato anche qui la piazza, in modo che continua la memoria. Vorrei anche dire una cosa che mi ha colpito, se permettete. Qui ci sono anche i fratelli, ci sono i nipoti. Marco, spero di non rivelare segreti, perché quando mi hai detto che il fatto che avete riportato qui Piero, anche la salma, ecco, per voi è stata quasi la fine di un lutto, sentiva che vi mancava qualche cosa. E questo mi ha commosso da una parte, non mi ha offeso, però questo mi ha commosso perché, tanto sentivo tutto il bene che gli avete voluto. La mattina, quando mi ha telefonato il padre, la prima cosa che le ho chiesto se è possibile portarlo qua. Lui mi ha detto: guardi, dobbiamo parlare con il provinciale, la chiameremo fra 8-10 giorni e le sapremo dire qualcosa. E dopo la cosa è stata positiva. Sì, perché nel senso che da parte dei frati c'è anche un senso di identità, dove anche noi ci teniamo che i frati stiano assieme anche dopo morti. Per cui non credo che sia stato un contrasto fra due posizioni, ma fra due amori, fra due desideri. Comunque il fatto che dopo 30 anni sia ritornato qui, credo un po'
simbolicamente, come mi diceva Marco, è la fine di un lutto e dall'altra parte un ritornare anche alle sue radici, alla sua terra, e d'altra parte continuiamo a ricordarlo anche noi per quello che è stato. L'abbiamo ricordato ieri sera perché ogni giorno noi leggiamo i morti del giorno, quindi i frati rimangono nella memoria, ecco. Ad Assisi addirittura leggono tutti i frati morti dal tempo di San Francesco in poi, le figure, quindi è una cosa lunga, però è una cosa anche molto bella perché è un creare una comunione, cioè una famiglia, il senso di una comunione, di una famiglia. Basta, grazie. Ringraziamo Padre Luciano. Adesso se qualcuno ha qualche domanda da fargli o se qualcuno vuole nel frattempo, a qualcuno è venuto in mente qualche ricordo, qualcos'altro da dire su Padre Pietro? Mi ricordo il giorno del funerale, perché uscivo a Bara dalla basilica e era di Columbi che continuava, che mi era tanto commosso, adesso guardo le foto, e poi guardo la foto, proprio, mi sembrava proprio che facesse una festa, tutto solo a Bara, tutto quello del Columbi che mi resta. E dopo certe persone del basse proprio, parete là che piangeva, che pareva mese o droga o problemi, che piangeva, messe anche ormai del vestito, proprio da Drio sta Bara, anche loro con altri mesi, là tutto piangeva. Ancora gente qualcosa? No, Se loro non c'è altro, adesso grazie anche alla Pro Battistei avremo un piccolo rinfresco e ringraziamo ancora Padre. Grazie a voi, grazie a voi. L'ultima cosa